E rieccoci Primus Inter Pares, appuntamento anche del lunedì. Vi ricordo siamo in diretta sulla pagina Facebook e vedete già i numeri per mandare i messaggi e telefonare, ce ne sono molti, poi li passeremo. Vado dall'Elisabetta in redazione per vedere se ci sono novità dal web. Elisabetta. No, nessuna novità, però volevo darti dei numeri e farti vedere delle mappe. Allora, se prima abbiamo detto che gli attualmente positivi sono 23.073, ti posso dividere tra ricoverati, terapia intensiva e in isolamento domiciliare. Come potete vedere, allora, se appunto 23.073 sono gli attualmente positivi, 11.025 sono i ricoverati con sintomi. 1851 sono le persone in terapia intensiva e 10.197 sono i casi attualmente in isolamento domiciliare. Vi faccio vedere anche questa mappa che è molto significativa. Praticamente fa vedere, insomma, i puntini sono a seconda delle regioni, quindi Venezia indica il Veneto, e possiamo vedere dal 21 febbraio ad oggi come questi puntini si ingrandiscono a seconda del numero di casi che aumentano. Quindi questo è il trend, come vedete la Lombardia ovviamente è quella con più casi, seguiti dall'Emilia Romagna e dal Veneto, con 2.473 casi, 130 sono i guariti, i deceduti 69. Abbiamo visto, sì. Guardiamo anche questa che come prima. Allora adesso vediamo i pallini rossi sono i casi positivi, però ci sono anche i deceduti, ovvero i pallini di colore nero, come potete vedere. Sì. Quindi vi faccio vedere sempre il trend dal 27 febbraio fino ad oggi, che è questo. Bene, abbiamo visto. Hai altre tabelle, Elisabetta? No, per il momento no, ve ne faccio vedere altre più tardi. Va bene, allora c'è la telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, Carlo da Pronto? Albano. Pronto? Pronto? Con chi parliamo e da dove? Carlo da Albano. Prego. Allora, ho avuto l'occasione di sentire il Presidente della Regione, il quale è stato male indirizzato nelle fasi precedenti a questa ultima settimana, ed è stato beccato da un giornalista perché gli ha detto come mai lei era di un altro parere e adesso si è girato tutto, e la risposta che ho sentito con disapprovazione da parte mia è stata quella che era stato mal consigliato dai tecnici. Però quando a questi livelli, con 5 milioni di abitanti sulle spalle, si riceve un mal servizio, se ne dovrebbe dare anche atto, o si manda a casa le persone che sono stati consiglieri, o si va a casa a se stessi. Senta, io credo, lei ha fatto un'osservazione che sicuramente avrà le ragioni per farla, perché sarà stato così, però credo che poi io credo che oggi... Ma lei è il giornalista che sta parlando adesso? Sì, sì, esatto. Io credo... mi faccia parlare con un medico che ci troviamo ma credo, meglio. le conduco io, parli con me. Volevo dirle che il governatore o qualsiasi persona può aver sbagliato, ma ci sarà un dopo. Io credo che non sia questo la cosa più impellente da parlarne, le chiedo scusa. C'è la pelle della gente. Lo so, però non credo sia questo oggi il motivo più importante. Fuori tema. No, il motivo più importante, mi creda, è la guarigione dei pazienti, degli ammalati. Appunto, le parlo per questo. Sì, però se dice che ha Volevo sbagliato... parlare della genesi del male, di Va quel bene, male là. no, vabbè, casomai dopo lo ascolterà, ne parleremo sicuramente. Grazie, grazie della telefonata. Allora, inerente, ovviamente se parliamo, chiedo anche scusa, però se parliamo delle polemiche non ne veniamo più fuori, perché abbiamo già detto, l'ha detto anche il senatore, anche se già senatore, lo chiamo senatore Paolo Giaretta, in periodo purtroppo che conosciamo un po' sbagliato tutti, però sono tutti giustificati, credo che abbiano i giusti motivi per essere giustificati, perché è una cosa che non
non è mai capitata nella vita e quindi errori ne ha commessi tutti e ne commetteranno tutti, speriamo che incidono il minor male possibile nei cittadini. Volevo farvi vedere una tabella, se Dennis mi fa vedere la tabella, perché volevo chiedere un parere vostro, delle persone, rapporto ammalati e rapporto decessi in Europa. Se mi mette la grafica, Dennis, saluto anche regia Marco e Claudio, adesso arriva la grafica, perché non riesco a capire, vedete, guardate, ci sono dei paesi, ovviamente il rosso che l'ha messo non si vede bene, però per esempio la Cina ha avuto 81.000 contagi, ha avuto 3.000 morti, e l'Italia ha 24.000, adesso non leggo bene il numero perché l'abbiamo messo proprio rosso in modo che non si veda, quanti sono? 1.800 i morti in Italia, sì, più o meno, vedete la tabella in nera. La mia domanda è, ma perché l'Italia in proporzione ha più decessi di tutti gli altri? Li abbiamo denunciati veramente e sono morti con o per il coronavirus? Per quale motivo noi abbiamo una percentuale così altissima anche nei confronti della Cina? Perché la proporzione non è uguale, noi siamo i primi nel mondo come rapporto contagiati e rapporto decessi. Vi siete fatti questa domanda e se avete una risposta, se me la date questa sera, perché io non sono riuscito a capire se quei decessi degli altri paesi sono esclusivamente per il coronavirus o con il coronavirus. Dottor Avruscio. Allora, guardi direttore, era quello che le dicevo all'inizio, intanto lì è sbagliato perché si parla di mortalità. La mortalità è il numero di morti deceduti in rapporto a tutta la popolazione, quindi la mortalità è molto inferiore. Qui si parla di letalità, cioè il rapporto dei morti rispetto ai contagiati accertati. Ora, in Italia effettivamente, come dicevo, è 7 e oltre per cento, in Lombardia addirittura il 9%, in Emilia Romagna il 9%, in Veneto, come le dicevo, è il 2,8%. No, ma io volevo fare un discorso. Allora sì, il discorso qual è secondo me? Perché in Italia? Perché appunto in Lombardia eccetera, evidentemente c'è stato un numero di contagi e probabilmente rispetto alla Cina, voi vi ricordate i video che sono stati fatti in Cina di come sono intervenuti addirittura, insomma, c'era la pena di morte per chi non osservava certe cose. Purtroppo quando è stato fatto il primo caso che insomma lì a Lodi, e questo è uno sportivo, quello già aveva come dire, c'è stata anche una diciamo non trasmissione di casi dalla Germania anche all'Italia. Voglio ritornare a me, non è che perché facciamo un discorso, se mi fate rivedere quella tabella, non è che noi abbiamo più contagiati asintomatici ed è per questo che abbiamo quel numero alto lì di morti. Ma per questo le dico che in Veneto il discorso che è stato fatto è stato quello che già dall'inizio sono stati andati a vedere anche gli asintomatici. Quello che sta facendo in Veneto e che credo che ci stanno arrivando tutti quanti, il numero per esempio se lei vede, non so se è alla tabella, ma il numero di tamponi che sono stati fatti in Veneto rispetto alla Lombardia, pur essendo la Lombardia un grandissimo numero di contagi eccetera, è uguale, è quasi uguale alla Lombardia. Questo vuol dire che noi abbiamo fatto dei tamponi anche agli asintomatici. Il discorso di voi Euganeo... No, ma però, mi scusi Avruscio se la interrompo maleducatamente, io non voglio fare rapporto Veneto-Lombardia, voglio fare rapporto con gli altri paesi, non Veneto-Lombardia. E io chiedo, me la riproponete quella tabella, ho capito, poi andiamo anche in particolare di Veneto e Lombardia, però se io guardo quella tabella e mi chiedo come mai l'Italia in proporzione è quella che ha avuto più decessi di tutti, parlo dello Stato Italia, non di Veneto e Lombardia, quando la Cina che ha avuto 81.000 contagi ha avuto molti meno morti in proporzione di noi e la stessa cosa dicasi per la Spagna, dicasi per la Germania. Perché noi abbiamo tanti decessi con un numero così? Allora la domanda è, o noi abbiamo dato i numeri corretti e gli altri no, la seconda è, i numeri dei contagiati sono più di quelli che abbiamo, sono molti di più perché ci sono gli asintomatici, oppure sono morti con o per il coronavirus. E questa è la domanda che le faccio. Guardi, inerente al mondo. Dipende come sono stati classificati. Come sono stati classificati? Magari in Cina non li hanno classificati morti di coronavirus. Sto chiedendo questo. Sto chiedendo perché questi numeri non mi ritrovo in questi numeri. Guardi, se soltanto le dico solo questo, se in Inghilterra
se in Inghilterra hanno sospeso di fare i tamponi a chiunque, è chiaro che non registreranno morti per coronavirus, non so se rendo l'idea. Noi abbiamo dal primo giorno in cui è scoppiato questo contagio, che è stato il 20 di febbraio, abbiamo subito reagito. È chiaro che era già tardi, perché poi a un certo punto abbiamo anche seguito il virus, ma ripeto, senza fare polemiche e altro, perché adesso siamo registrati tutti quanti, tutta la nazione, su certi comportamenti, ma ripeto, non dimentichiamoci che tanti poi sono scappati dal nord verso il sud, eccetera, quindi sono comportamenti questi che chiaramente... un numero, Paolo Gentile, non so se... Però ripeto, ribadisco, il concetto che regione per regione anche si vede questo diverso comportamento è perché in regione del Veneto sono stati fatti effettivamente dei passi che magari altre regioni non hanno fatto. Ma io non volevo fare in regione in questo ragionamento, poi parleremo della regione, però in questo ragionamento che vi ho fatto non voglio parlare della regione, voglio parlare dell'Italia, è diverso il concetto. Non ho le competenze mediche, epidemiologiche, però diciamo da qualche studio di statistica la cosa principale della statistica è l'uniformità delle fonti, no? Quindi è chiaro che intanto ci sono paesi, la stessa Cina, che noi non sappiamo esattamente la validità delle fonti perché non c'è un sistema, oppure l'Iran... Hanno nascosto all'inizio. Ecco, oppure l'Iran che naturalmente nasconde senz'altro. È chiaro che se in un paese, mettiamo l'Inghilterra, no? Non fa i tamponi, non fa niente, non accerta la positività al coronavirus, uno muore per una polmonite, non la classifico come coronavirus. Quindi diciamo che dal suo punto di vista è un ragionamento... Potrebbe esserci, siccome non c'è una uniformità della classificazione statistica, non è che se ne dà una parte. Non è che il mio pensiero, con scusa di avere degli asintomatici, quel numero dei contagiati sia superiore ai 24.000? Beh, no, ma certamente che sono superiori a quelli, perché ci sono i tanti asintomatici. E non possiamo, se no è l'idea di Zaia, facciamo i tamponi in pratica insomma a tutta la popolazione se si potesse, no? Quindi ecco, penso che si spieghi così, insomma noi siamo partiti per primi, siamo stati molto rigorosi nel diciamo individuare i contagiati e quindi tutti quelli che sono morti avendo anche l'infezione da coronavirus, ma magari morti anche diciamo per aggravamenti di altre cause, li abbiamo classificati anche lì, dopo morti giustamente per prudenza, no? Ecco, credo che ci troveremo spero di non sbagliare, non sono un medico che potrei sbagliare, ma più avanti di altri paesi che hanno più sottovalutato di noi e si troveranno problemi molto più gravi. Mio figlio sta in Olanda a lavorare e quindi il papà è anche preoccupato perché lì ancora la lo stesso dicessi per l'Inghilterra, ma le dicevo, per esempio l'esempio di Voi Euganeo, no? Ma sono stati fatti ripetuti i tamponi a tutti quanti. Una cosa che, insomma, questo è un campione anche scientifico, voglio dire, non è stato fatto da nessun'altra parte. Per cui sono comunicazioni anche queste che servono per studiare l'andamento, per vedere se uno si negativizza, se uno si positivizza, eccetera. Insomma, è stato compiuto un enorme passo. Questo la Regione del Veneto l'ha fatto, ripeto, con tutti i limiti, perché c'è stato un periodo in cui tutti quanti hanno seguito il virus, però adesso finalmente tutta l'Italia si è registrata in questo, tutti quanti abbiamo coscienza di questo. Le faccio vedere un servizio proprio dell'università che la curva, dopo questo collegamento Skype vi farò vedere un bel servizio che sarà motivo di discussione. Abbiamo collegato l'imprenditore Daniele Pagin che è quello che, perché ci sono, caro Patrizio Berti, anche aziende che hanno richieste di lavoro, c'è la richiesta delle mascherine di un'azienda che faceva il grafico, adesso ha richiesto, e questa azienda che costruisce, definiamoli container, definiamoli quello che volete, ha avuto una richiesta da Milano per quanto riguarda la fiera per fare nuovi reparti ospedalieri. Lui è Daniele Pagin, che lo saluto. Buonasera Daniele, grazie della sua disponibilità. Allora, come sono le richieste per quanto riguarda la sua azienda e se vuole spiegare bene cos'è tutto quello che state facendo? Beh, innanzitutto si sta lavorando su un progetto che è basato su delle sale, anzi 2 sale
che conta su 24 posti letto e 5 posti come sala di riposo, perché questo è un sistema modulare, per cui se ne può aggiungere finché si vuole. Il progetto che verrà stabilito, che vale per tutta l'Italia, per cui la protezione civile o i vari enti usano questo progetto che tra oggi e domani sarà definitivo. Ecco, senta Daniele, è un progetto che avete fatto voi, quindi dovrete anche costruirle poi queste sale per la Fiera di Milano, per dove ne avranno bisogno ovviamente. Ma no, diciamo che io ho collaborato e ho messo la mia parte, perché insomma il mio lavoro assieme con le varie protezioni civili, che ognuna ha le sue esigenze sia di spazio che anche di numero, per cui io ho messo la mia parte da costruttore e assieme anche altri costruttori, perché questo è una base, un disegno, un progetto che questo può essere moltiplicato, ma posso farlo io come può farlo qualsiasi altro. Adesso da qui a fare i lavori ce ne passa, speriamo che non serva, però diciamo ma quindi avete, Daniele Pagì, avete già avuto delle richieste per iniziare a fare queste sale, oppure siete ancora ai disegni preventivi e tant'altro? Allora, voci ne girano tante. A me hanno chiesto una disponibilità di quant'è la mia capacità produttiva. Io mi sono un po' adoperato, magari anche fermando del lavoro dove c'è meno esigenza, e praticamente da una sala ogni 2 giorni si può passare una sala al giorno, per cui 24 posti letto in 2 giorni. E quindi ogni giorno potrebbe fare 12 posti letto, insomma, la sua azienda? Sì. E quindi davvero anche sarebbe una cosa molto utile per chi ne ha necessità, presumo, no? Mi auguro che avvenga nei tempi più brevi possibile. E quando avremo i primi ordini, se ci ovviamente saranno, e se siete a un buon punto, insomma, per quanto riguarda questo progetto? Guarda, io sì, l'abbiamo finito mezz'ora fa, si può dire, no? Stiamo lavorando, ma dopo le richieste sono un po' dappertutto, perché lavorando su questo settore ci sono anche i miei clienti francesi, tedeschi, spagnoli, svizzeri, America Latina, per cui sono tutti un po' in fermento, che sono dei commercianti, per cui c'è una richiesta importante. Io prima devo seguire i miei clienti che li ho da sempre. Mentre per quanto riguarda adesso le protezioni civili d'Italia, c'è la Lombardia e la Campania che si stanno muovendo. Adesso bisogna vedere, può essere che stanotte fanno qualcosa. Ecco, va bene. Siamo a disposizione. Va bene, grazie Pagin, grazie, in bocca al lupo, buon lavoro. Grazie. Allora andiamo a vedere, l'università oggi ha fatto una conferenza stampa che ha fatto vedere che il contagio la rallenta, dice, se si rispettano le regole. Vediamo questo servizio e poi ne discutiamo qui in studio. Le misure adottate in Veneto contro la diffusione del virus stanno sortendo gli effetti sperati? La risposta è sì, e a sancirlo sono i dati elaborati dall'unità di biostatistica, epidemiologia e salute pubblica dell'Università di Padova, diretta dal professor Gregori. Il calcolo si basa su questo grafico e 2 dati fondamentali. La linea verde più intensa rappresenta la crescita esponenziale dei contagi nel Veneto, prevista seguendo la pendenza rilevata nei primi giorni dell'allarme tra gli ultimi giorni di febbraio e il 2 marzo. I pallini rossi invece rappresentano i casi di contagio effettivamente rilevati in regione. È proprio in corrispondenza del 2 marzo, giorno dell'entrata in vigore del primo decreto del Presidente del Consiglio, con la quarantena del focolaio di Vo e le prime misure restrittive alla circolazione in regione, che i 2 percorsi si separano. Se la previsione avrebbe dovuto registrare contagi in crescita esponenziale, i pallini rossi, ovvero i dati reali, a poco prendono una crescita più dolce, staccandosi dalla previsione iniziale. Il che, in termini puramente aritmetici, significa che alcuni contagi sono stati prevenuti ed evitati proprio con le misure introdotte dalle istituzioni. Al 12 di marzo
marzo, rispetto ai 1023 casi registrati, la tendenza iniziale avrebbe dovuto portare a più di 1300 casi, un risparmio netto di quasi 350 infetti. L'obiettivo delle politiche sanitarie è proprio questo, evitare un modello tsunami e quindi un picco altissimo improvviso che fa collassare il sistema sanitario, portando ad un picco diluito nel tempo, aumentando così, per esempio, il turnover dei pazienti in rianimazione. È presto per dire quando arriverà il decisivo rallentamento nei contagi, quello che permetterà al sistema di tirare il fiato, ma i calcoli dicono una cosa chiara, che il Veneto sta rallentando il più possibile il numero dei suoi infetti e che il numero di contagi evitati, secondo questo grafico, sta crescendo giorno per giorno. E questo altro non è che l'effetto del sacrificio della gente che, rispettando i decreti, sta facendo tantissimo per portare agli effetti desiderati. Come a dire che tra qualche giorno, quando si calcoleranno i nuovi contagiati, in quel dato si vedranno gli effetti di un weekend che i veneti hanno passato, chi più chi meno, pressoché chiusi in casa. Insomma, un po' di fiducia la mettiamo, no, Vruscio? Un pochettino, sì, insomma. Anche perché, dicevo, a parte che questo sistema veneto effettivamente sta reggendo, poi tra l'altro lasciatemi dire che insomma servono, come al solito siamo un po' vigliacchi, la politica è un po' vigliacca in questo senso, perché ce ne rendiamo conto di certe situazioni solo quando succedono le tragedie, o che crolla un ponte, oppure in questo caso abbiamo mandato i nostri giovani dagli ospedali, la fuga degli ospedalieri, 1300 in Veneto, la regione dove ci sono più emigranti, medici, ospedalieri, specialisti che se ne vanno all'estero. Non abbiamo mai sentito le grida di allarme, non dico del sindacato ma di tutti, su questa faccenda. Poi succede la tragedia e poi si applaudono i medici, gli infermieri e tutto il personale. È un atteggiamento un po' vigliacco. La politica invece di fare il non sento, la politica delle tre scimmiette, del non vedo, non parlo, non sento, avrebbe dovuto accorgersene prima, perché il vero politico è chi sa progettare, chi sa vedere oltre. Noi non abbiamo bisogno di politici che devono essere eletti per forza e quindi devono solamente accontentare la gente. Abbiamo bisogno di gente che sabbia progettare. Però chiudo questa parentesi per dire che c'è speranza. C'è speranza abbiamo progettato le strade a una corsia, dopo ogni paio d'anni, ogni 10 anni, poi diceva Giaretti, i conti si fanno alla fine, ma il discorso fondamentale è che si stanno sperimentando proprio a Padova, per dire anche la centralità dell'azienda ospedaliera Università di Padova, dei farmaci antivirali. Da una parte si chiama il Remdesivir e l'altro invece è quel farmaco di cui insomma è uscito anche sui social, che è quel farmaco antiartrite, diciamo antinfiammatorio, che sembra curare gli effetti non la causa chiaramente, ma gli effetti, la grande infiammazione, per cui sembra che sia tollerato bene. Però sono questi due farmaci che si stanno sperimentando proprio a Padova, quindi non è che la ricerca non va avanti, però intanto sono somministrati, per cui i pazienti ne possono già beneficiare. Con gli effetti adesso bisogna vedere se effettivamente insomma questo accadrà. Ci sono dei messaggi, chiedo alla regia, credo Dennis mi ha detto ci sono dei messaggi, li facciamo scorrere così andiamo a leggere le richieste dei nostri telespettatori. Il coronavirus ha dimostrato inequivocabilmente che la tanto anelata autonomia non serve a niente. Infatti nelle emergenze occorre avere la stessa strategia nazionale e non correre in ordine sparso. Andiamo avanti, correre assieme è sempre una bella cosa, bisogna essere anche bravi però delle volte. Buonasera a tutti, sono Valentino. Domanda: se io resto a casa ma esco nel mio giardino, posso stare fuori o è pericoloso? Grazie, buona serata. Presumo che lei, caro Valentino, Valentino si chiama? Sì, può rimanere tranquillamente in giardino se è da solo e non ci sono altre persone che vengono a salutarla e a parlare. Insomma. Esatto, può stare lì. Chiedo agli ospiti di studio se secondo loro si arriverà a chiudere anche gli elementari, tenendoli aperti magari pochi giorni a settimana. Credo che il governatore Zaia l'abbia richiesto ufficialmente nel servizio che abbiamo mandato, dove ha richiesto che il sabato e la domenica gli elementari vengano chiusi, perché ha detto una volta si viveva ugualmente. Ovviamente dice io vorrei che al sabato e alla domenica queste attività venissero chiuse. Staremo a vedere quello che accadrà. Non pochi giorni alla settimana, perché questo provocherebbe una concentrazione in cui pochi giorni, quindi diciamo, mentre può essere giusto dire alla domenica teniamo chiuso, al sabato forse no, perché c'è anche la gente che lavora, è vero, andare a fare la spesa.
certamente non concentrare in pochi giorni, perché vorrebbe dire accumulare le persone. L'ultimo messaggio che riguarda Bertin, Patrizio Bertin, andiamo a leggerlo. L'ho visto con il Presidente Bertin. Farete delle iniziative per rilanciare il commercio, per esempio altri periodi di sconti speciali? Grazie. Beh, io dico che di sconti ne abbiamo già fatti abbastanza, stiamo pagando appunto una situazione di emergenza. Io penso che bisognerà creare una politica di rilancio, una politica seria, e deve essere fatta nel nostro territorio a livello regionale, in modo di essere pronti per quando finirà questa emergenza per rilanciare, perché abbiamo un turismo che sta perdendo il 73%. Poi volevo dire un'altra cosa che adesso ho chiesto anche all'assessore Marcato, perché abbiamo che i negozi sono chiusi, i negozi di vicinato sono chiusi, i negozi di abbigliamento sono chiusi, perché sono chiusi, però Amazon continua a vendere, perché Amazon fa il più 66%, e quindi io dico, ok, perché dobbiamo creare queste situazioni che vanno a inasprire gli animi delle persone, quelle che lavorano quotidianamente nel proprio negozio, e tu permetti a questi furgoncini, che poi vanno in giro, quindi hanno il contatto con le persone, e quindi questi possono essere gli untori anche più importanti, voglio dire, no? Perché vanno in giro dappertutto. Allora, si fanno le cose, si fanno per bene, devi chiudere. Noi siamo stati i primi a dire qui dentro, l'ho detto io, dobbiamo chiudere tutto, fine. Dobbiamo fermarci per 20 giorni, 15 giorni, quello che ci dice la scienza. Però dobbiamo farlo. Però dopo non si può permettere a gente di andare in giro a vendere, a vendere normalmente come non fosse niente. Si può fare? Si devono fermare anche questo tipo di attività, e quindi anche Amazon deve finire di fare il loro lavoro come lo facciamo noi. Le loro consegne. Le loro consegne, questo, la vendita online allora in questo momento. Non deve vendere anche l'asporto, perché c'è l'asporto è il cliente che chiama il negozietto e gli dice mi porti a casa il pane, il latte, è completamente diverso di Amazon che ti dice portami le scarpe perché vedo le scarpe. Posso così su questo intervenire, direttore, perché mi sembra che anche se siete brevi potete dire anche per esempio per i supermercati eccetera, secondo me un modo di riorganizzare potrebbe essere, dato che non funziona più il fatto della spesa a domicilio, perché guardi, ho fatto la prova qualche giorno fa di telefonare per farmi portare la spesa a casa, arrivano il 27 marzo, quindi vuol dire che effettivamente ci sono molte richieste, per cui, però se ci fosse un discorso del genere, cioè il cittadino chiama il supermercato, quello che è, o anche il gli ordina la spesa e la spesa si prepara, in maniera tale che il cittadino poi dopo va a prenderla, non so se rendo l'idea, senza andare a girare dentro i negozi. Cioè ci possono essere dei modi di riorganizzare anche questo proprio per diminuire il contagio, perché se si esce, guardi che è difficile poi dire stai 1 metro, però giri fra i banchi eccetera, insomma c'è sempre un rischio. Invece in questo modo io chiamo, mi prepari la spesa, vengo a prenderla e basta, è un attimo e quindi deve pagare il conto, però c'è sempre però non giri per i negozi, però non giri con il insomma, questa vicenda non è una soluzione sbagliata, neanche ci fa capire, però siamo su stato di emergenza, e quindi in emergenza devi adoperare certi come dobbiamo anche cambiare un po' la nostra agenda, cioè è uno stimolo a capire. Adesso l'osservazione di Amazon è giustissima, no? Perché se io vendo le scarpe e devo stare chiuso, ma io Paolo Geretta domani mattina vado su Amazon, le scarpe magari no perché mi piace provarmele, ma mi compro un libro, mi compro quello che voglio, e quel libro non lo compro nella libreria quando si riapre, quindi c'è una complessiva riorganizzazione, cambia l'agenda anche nelle nostre cose, no? Quando si dice la sanità, e ha detto bene Avruscio, no? Ma per un certo periodo l'agenda era non voglio pagare le tasse, flat tax, i servizi pubblici non importa,
giustamente prima un cittadino diceva: ma possibile che ogni comune e ogni regione ha le sue regole sui parchi? E non eravamo quelli del federalismo soprattutto sopra ogni cosa. Cioè è un grande evento che deve anche farci riflettere, non di abbandonare le idee giuste, quella del federalismo è un'idea giusta, ma non farne diventare uno slogan, un sistema sanitario nazionale che garantisca. Guardate che è uno dei motivi per cui ci sono tanti dati nostri rispetto agli Stati Uniti, ma negli Stati Uniti un povero signore che non ha i soldi non denuncia neanche la malattia perché non ha i soldi per farsi curare, per farsi ricoverare. Da noi, bene o male, certo, nel Veneto meglio che magari in altre parti d'Italia, si va dentro l'ospedale, non paghi €1, sei accudito ai limiti, diciamo, dell'eroismo. Però il negozietto paga l'IVA, paga le sue tasse, online non paga le tasse in Italia, quindi quando abbiamo bisogno di sanità, quando abbiamo bisogno di strade, quando abbiamo bisogno di scuole, quando abbiamo bisogno di cose essenziali per il nostro... Diciamo che paga poco, pagano insomma tramite magazzini aperti, Amazon, roba, nei magazzini che hanno le varie città, qualcosa devono pagare, magari poco in proporzione, ma pochissimo, ma pagano. Diciamo insomma. che è concorrenza sleale. Mi permetto di dire, adesso non è questo il momento, Bertin, anche di dire, però so che voi state facendo uno sforzo in questa direzione e bisogna che anche il commercio tradizionale abbia l'energia di organizzarsi, sapendo che non è solo delle grandi strutture la possibilità dell'uso della rete, noi già ci sono esercizi commerciali anche singoli che utilizzano... Io credo, visto l'evento che sta accadendo, che è straordinario, eccezionale, usate che aggettivo volete, è lo Stato che deve intervenire. In questa fase mi sembra che lo Stato si indebita, va in recessione, lo Stato sta intervenendo... Perché sai, è facile chi ha lo stipendio, chi ha la pensione parlare, ma i poveri cristi che hanno il negozietto, caro Giaretta, scusa, non facciamo polemiche per niente. No, polemiche, dico in lo generale, Stato credo che lo Stato italiano, indipendentemente da centrodestra e centrosinistra, l'insieme dello Stato, governo centrale e regioni, stia facendo una cosa che nessun altro Stato europeo sta facendo. Non ho mica detto questo. Lo Stato fa tutto quello che deve. Permetti, in questo momento c'è naturalmente una sofferenza grandissima dell'apparato economico, e diciamo che anche qui lo Stato, anche dal punto di vista sociale, i lavoratori, eccetera. Poi certo, passata l'emergenza, questo tema di cui abbiamo parlato, e sono d'accordo che in questo momento c'è una concorrenza sleale di Amazon perché è il più grande distributore, però poi questo tema del commercio elettronico è un tema che esiste, che dipende dal consumatore. Se io ho la possibilità di comprare su Amazon e il giorno dopo mi arriva a casa un libro a costo minore di quello che trovo in libreria, bisognerà che io in libreria, e ci sono degli esempi, trovo oltre al libro un altro servizio, il posto per sedermi, prendere cambiare un tè, mentalità, stare insieme. Ecco, tutti noi dobbiamo cambiare mentalità. Non era far polemica, volevo dire semplicemente a Paolo Giaretta voglio dire che non è che io dica... chi potrà aiutare i commercianti è lo Stato. Beh, lo Stato lo sta già facendo. Naturalmente lo Stato per aiutare i commercianti deve avere le risorse fiscali. Dovrà fare uno sforzo. Sì, però anche su questo, però poi i soldi bisogna restituire. Paolo, però su questo vorrei anche intervenire, perché è vero quello che dici, perché attraverso le tasse poi si pagano i servizi, però c'è anche un altro sistema per cui si pagano i servizi, ed è l'abolizione degli sprechi. Lo Stato, se non dà l'esempio come padre di famiglia su questi sprechi, chi è che va in galera perché ha fatto gli sprechi? Ma ne abbiamo, e allora capisci che poi dopo è un po' un problema. Io pretendo questo, però poi dopo spreco così. È come dico sempre, svuotare una piscina con un catino bucato. No, è tutto vero. Certamente che adesso non è il momento di pensare all'innovazione, dobbiamo pensare all'emergenza, però quei negozi che sono chiusi per decreto, questi negozi che sono a zero di fatturato devono pagare zero, non che gli sposti paghi a maggio, paghi a giugno. Se io faccio zero, devo pagare zero. Dico tecnicamente, non spiego perché è molto importante, perché questa è un'osservazione giustissima.
dal punto di vista della tecnica, diciamo, del bilancio dello Stato, in questo momento non si poteva che fare così, cioè uno spostamento. È chiaro che se il fatturato non c'è stato non devo pagare le tasse. Quello che ho detto al Ministro prima, va bene per lo marzo, Stato, scusa, però bisogna pensare per aprile. Lo Stato, oltre a quello che sta facendo, che è già encomiabile, deve adoperarsi di più, e non è una polemica, per aiutare chi davvero ne ha bisogno, vista l'eccezionalità del caso. Però lo Stato faranno un piano Marshall, faranno qualcosa. Lo Stato siamo noi, cioè dobbiamo capire che non è che lo Stato stampa i soldi. Ma siamo noi anche, Paolo. Lo Stato fa con i soldi che ha, dovrà evitare gli sprechi, dovrà fare la priorità negli interventi. Più importante è questo di quota 100. D'accordo, no? Io ho visto Paolo Giaretta, io ho visto lei testimone, poi andiamo avanti nel ragionamento che faceva il dottor Avruscio, quando dicevano gli sprechi, io ho visto ospedali con macchinari all'interno nuovi, inusati. Esatto. Infatti Avruscio sa bene che quando si dice una diminuzione della spesa sanitaria, un problema complesso che richiederebbe una seduta apposta, ma una parte della riduzione di quella spesa sanitaria riguardava regioni, non il Veneto in questo caso, che avevano sfondato in ogni modo i parametri sanitari, quindi avevano troppi sprechi. Ecco. E su questo, io chiedo scusa a tutti, perché io vi interrompo maleducatamente. No, ma fate bene. Non faccio apposta a interrompervi, perché ho una scaletta che abbiamo ancora molti collegamenti, quindi se vi interrompo non arrabbiatevi, vi chiedo scusa in anticipo, perché poi il dottor Avruscio mi dice non ho parlato, io cerco di far parlare tutti. Allora, prima della pubblicità, però andiamo a vedere l'appello del sindaco Giordani, che ha detto che manderà praticamente anche la protezione civile di notte per vedere quelli che non rispetteranno le regole. Ascoltiamolo e poi la pubblicità. Chiedo a tutti voi, alle famiglie, di stare a casa. Lo so che è difficile, perché specialmente quando si ha un piccolo appartamento, quando sono bambini non è facile, però vi chiedo veramente, l'unica maniera per evitare il contagio, per aiutarci, per aiutarvi noi stessi, è stare a casa. Ho chiesto anche alla protezione civile di passare la sera, perché la città è deserta, come di giorno, di sera è più possibile atti di delinquenza o qualsiasi cosa possa capitare. E ringrazio per questo la protezione civile. Terzo punto, continuiamo l'igienizzazione delle strade, dei quartieri. C'è già un piano predefinito che avrà illustrato quanto prima sia sulla mia pagina sia per quanto riguarda la stampa. Va bene, avete sentito l'appello del sindaco, rispettate, noi abbiamo messo il titolo quello col tricolore io rimango a casa, noi che siamo qui no, ma cerchiamo di dare un'informazione ovviamente ai nostri telespettatori che sono davvero tanti, ci sono molti messaggi, molte telefonate, a rientro cercherò di accontentarvi tutti, rimanete con noi, a tra poco.